Pensiero del giorno. Martedì 18 febbraio. Vicino a chi mi passa accanto. Tutti i comandamenti di Gesù si riassumono in uno solo, in quello dell'amore per Dio e il prossimo, nel quale vedere e amare Gesù. L'amore non è mero sentimentalismo, ma si traduce in vita concreta, nel servizio ai fratelli, specie quelli che ci stanno accanto, cominciando dalle piccole cose, dai servizi più umili. Dice Charles de Foucault: quando si ama qualcuno, si è molto realmente in lui, si è in lui con l'amore, si vive in lui con l'amore, non si vive più in sé, si è distaccati da sé, fuori di sé. Ed è per questo amore che si fa strada in noi la sua luce, la luce di Gesù, secondo la sua promessa. A chi mi ama mi manifesterò a lui. L'amore è fonte di luce. Amando si comprende di più Dio che amore. E questo fa sì che si ami ancor di più e si approfondisca il rapporto con i prossimi. Questa luce, questa conoscenza amorosa di Dio è dunque il suggello, la risposta del vero amore. E la si può sperimentare in vari modi, perché in ciascuno di noi la luce assume un colore, una sua tonalità, ma ha delle caratteristiche comuni. Ci illumina sulla volontà di Dio, ci dà pace, serenità e una comprensione sempre nuova della parola di Dio. È una luce calda che ci stimola a camminare nella via della vita in modo sempre più sicuro e spedito. Quando le ombre dell'esistenza ci rendono incerto il cammino, quando addirittura fossimo bloccati dall'oscurità, questa parola del Vangelo ci ricorderà che la luce si accende con l'amore e che basterà un gesto concreto d'amore, anche piccolo, una preghiera, un sorriso, una parola, a darci quel barlume che ci permette di andare avanti. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita del maggio 1999. Parola di vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible.